Buongiorno Renzo. Caro professor Maggi, sempre con lo spizzetto. Buongiorno ascoltatori. Siamo sempre a taglio di po'. Doveva venire con noi anche il sindaco, però ha avuto un problema tecnico e si scusa, quindi... Posso dire, sì. I sindaci sono pieni di problemi. Sì, ma poi sono impegnatissimi da una parte e dall'altra. Com'è che la chiamano? Il front office della democrazia, quindi bravo. D'altronde uno non lo abbiamo chiesto, ma lui è sindaco. Dallara è sindaco del comune di Ceregnano. D'altronde però ti domando, Leandro, quando uno ha un problema non pensa mica andare in regione o mi rivolgo a un deputato dov'è? A voi in comune. Quindi il primo front delle istituzioni democratiche è il sindaco. Io una volta interrogato Raito gli dissi, citando una frase di John Fitzgerald Kennedy, lo scaricabarile finisce qui. È vero. Ed è vero, cioè alla fine tutte le rogne del vicinato e la corrente e la buca nelle strade, sindaco. D'altronde Kennedy disse anche, non chiederti cosa può fare lo Stato per te, qualche volta chiediti cosa puoi fare tu per lo Stato, in realtà per la comunità. È il grande volontariato che è presente comunque, nella Regione Veneto. Grande onore ai sindaci. Grande onore. Bravi, bravi. Sì. Tu sei stato anche sindaco, quindi... Io non li invidio. Fatto anche quello. Non li invidio. È passato un mese ormai quando si è allagata, diciamo, Venezia, sì. Il 12, sì, un mese. Sì, il 12 di novembre è stato poi le cavane qua da noi, c'è stato un disastro idrogeologico in molte parti d'Italia, però da noi i nostri argini hanno tenuto, quindi tutti i miliardi che hanno buttato negli anni 50-60 un senso l'hanno avuto. Sì, Leandro, non solo 60, 70, 80, 40, hanno continuato e continuano a spendere. Però bisogna riconoscere una cosa, una volta, e purtroppo ci portiamo dietro questa fama, quella degli alluvionati, però questa volta si è potuto dimostrare anche tecnicamente, fattualmente, che tutti gli investimenti che ci sono stati nei corsi d'acqua, Adige e Po, hanno determinato per noi una grande sicurezza. Pensa che quando uno viene a fare l'inviato, questo l'ho proprio verificato personalmente con grande dispiacere e con grandi liti, quando uno fa l'inviato, supponi che ci sia una disgrazia legata all'acqua in uno dei comuni della provincia di Rovigo. La prima cosa che fa il giornalista va a guardare terra d'alluvione, va a vedere gli anni prima, quindi va negli archivi ora elettronici e trova l'alluvione del 51, per cui immediatamente è del 66. Il binomio Polesine. Abbiamo questa, e invece ormai c'è una grandissima sicurezza idraulica, sperando che i giornali non alimentino ogni tanto la Ecco, questo mi ha meravigliato, perché i giornali di riferimento nostri, abbiamo 5 quotidiani, 3 cartacei e 2 online. Però tutti e 5 hanno fatto un po' di catastrofismo, mi sembrava che fossimo sotto. Io nel mio piccolo, sai che c'è una rubrica, un blog dove parlo del Polesine, io dicevo guarda che stiamo tranquilli, facevamo un report ogni mattina e tutti mi dicevano ma come, se hanno detto che siamo sotto? No, non siamo sotto. Ogni volta fanno vedere la parte golenale di Potriga dove ci sono 3-4 case, non so se ci abita qualcuno, però ogni volta esempio che la gente è allagata, però mi dispiace questo, che anche i nostri giornali che dovrebbero far vedere che siamo zona ormai sicura, perlomeno molto più sicura per esempio della Liguria, ai loro. E questo però non viene esaltato, questo qua mi dispiace molto. E infatti questa è quella parte diseducativa del sensazionalismo, e questo ci fa dire che ma i cittadini vogliono sapere, sì, da parte dei giornalisti, i cittadini vogliono sapere, però vorrebbero sapere anche correttamente, non solo ciò che tocca la pancia per poter vendere qualche copia in più. Sì, è vero. Tra l'altro, nonostante i social siano immediati, succede una cosa qua davanti, fra un secondo è già pubblicata con la foto, eccetera. Però ciò nonostante, invece di diminuire le fake news, sono aumentate. Sì, le fake news aumentano. Sarà utile che un giorno parliamo di fake news. Ci tiriamo fuori 3-4 fake news totalmente fake. Ti dico che non è una parolaccia, sì, cioè è una parolaccia, ma non.
e ne facciamo uno sprizzetto. Le fake news sono praticamente le puttanate. Grande verità. Grande verità. No, perché poi le copriamo con una parola in inglese. Le puttanate alle quali la gente crede, perché sembrano verosimili, ma sono inverosimili. E con questo arrivederci a tutti, a domani. Quindi noi siamo tranquilli qua in Polesine, non c'è pioggia, non c'è vento che tenga, siamo tranquilli. Costa piove e costo vento. Chi che bussa il mio convento. Ciao. Arrivederci.